Buona giornata. Apertura di giornale dedicata ad un fatto di cronaca avvenuto nella mattinata. Alla periferia di Scafati, nel Salernitano, un vilino è crollato in seguito ad una forte esplosione. Le cause del crollo sarebbero da ricercare o in una fuga di gas o nell'esplosione di una bombola. Secondo le prime notizie, 2 persone sarebbero rimaste sepolte dalle macerie. Sul posto sono al lavoro squadre dei Vigili del Fuoco. Cambiamo argomento. Poco fa è ripreso a Montecitorio il dibattito sulla procreazione assistita, un disegno di legge molto contrastato che ha spaccato trasversalmente le forze politiche. 2 sostanzialmente i fronti. Da una parte ci sono i cattolici del centro-sinistra, Alleanza Nazionale, CCD, parte di Forza Italia e Lega. Dall'altro quello che potrebbe definirsi il fronte laico. Tra poco si dovrà votare sul controverso articolo 4, quello che riguarda la fecondazione che avviene tramite il seme di un donatore esterno alla coppia. Si voterà a scrutinio segreto. Intanto la scienza va avanti ed è di ieri la notizia che a Torino sta per nascere un bimbo con 2 madri. Una sarà quella biologica, l'altra colei che ha donato il citoplasma ed è già polemica. È stata eseguita nelle prime ore di stamane la condanna a morte di Sean Sellers, un uomo condannato in Oklahoma dopo 16 anni trascorsi nel braccio della morte per 3 omicidi commessi quando aveva 13 anni. Era dal 1959 che negli Stati Uniti non venivano eseguite condanne per reati commessi da minorenni. E non c'è più alcuna speranza neppure per Leo Echegaray, l'uomo che sarà giustiziato domani a Manila, nelle Filippine, per aver violentato la figliastra di 10 anni. Echegaray, che verrà sottoposto ad iniezione letale, aveva scritto al Papa chiedendo la sua intercessione presso il presidente Estrada. Si tratta del primo condannato alla pena capitale ad essere giustiziato nelle Filippine negli ultimi 22 anni. 38 tipi di armi, tra fucili e pistole, e 10 kg di esplosivo facevano parte dell'arsenale scoperto a Catania dai carabinieri e molto probabilmente dovevano servire nell'ambito della guerra di mafia in atto tra i clan Provenzano e Vitale. Ci sarebbero anche dei fermi. È una vasta operazione di polizia in corso da alcune ore a Venezia, Padova, Milano e Bologna contro un'organizzazione italo-albanese dedita al traffico di stupefacenti. 36 le ordinanze di custodia cautelare, effettuate anche numerose perquisizioni. In particolare gli investigatori hanno accertato che l'organizzazione criminale si avvaleva della collaborazione di molte persone incensurate per smerciare una vasta quantità di stupefacenti. Riprenderà nella tarda mattinata l'interrogatorio di Angela Biriukova, 28 anni, la moglie moldava dell'avvocato Antonio Colacioppo, assassinato lunedì sera con 14 coltellate nel suo studio di Ascoli Piceno. Gli inquirenti ascolteranno anche i suoi 2 amici, anch'essi moldavi, sottoposti ieri come la donna a fermo di polizia, interrogati per tutta la notte. Tutti e 3 erano stati bloccati martedì notte mentre tentavano di lasciare l'Italia, diretti a Bucarest. Un tunisino considerato vicino al leader integralista islamico Bin Laden è stato arrestato a Karachi, nel Pakistan. L'uomo, ricercato in Francia per omicidio, è stato bloccato all'aeroporto con un passaporto falso. Sempre a Karachi, nei mesi scorsi, era stato arrestato un altro seguace di Bin Laden, accusato di essere l'esecutore materiale degli attentati contro le ambasciate americane in Kenya e in Tanzania. E c'è la notizia di una nuova scossa di terremoto in Umbria. Il sisma, il cui epicentro è stato localizzato nella zona tra Annifo e Foligno, non è stato per fortuna di grande intensità, 3° grado della scala Mercalli, ma tanto è bastato per gettare nel panico buona parte della popolazione. Il sogno, cambiamo argomento, il sogno continua, parliamo ovviamente dei miliardi del Superenalotto. Nessuno ieri ha infatti indovinato la sestina delle meraviglie, né tantomeno il 5+1. L'attenzione e le speranze di milioni di italiani ora sono rivolte al prossimo concorso, quello di sabato. In palio più di 82 miliardi per il 6. Ma questa è una cifra destinata probabilmente a crescere se si dovessero confermare le tendenze di questa settimana. I dati della Sisal indicano infatti un incremento delle giocate del 40%. Ed entra oggi nella sua fase cruciale il fantascientifico progetto russo dello specchio orbitale, definito anche come seconda luna.
2 astronauti a bordo della stazione spaziale Mir monteranno uno specchio del diametro di circa 25 metri costituito da una sottilissima lamina di alluminio in grado di illuminare con un'intensità da 5 a 10 volte superiore a quella della Luna un'area di diversi chilometri quadrati. E con questo è tutto, alla prossima edizione del TG1 alle 12:30. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.